Aggredita e pestata per vendetta, botte fuori da una scuola superiore di Castelfranco, 30 giorni di prognosi per una quindicenne denunciata alla coetanea che l'ha picchiata. I compagni filmano la violenza in un video, uno dei ragazzi, l'agguato, era nell'aria da giorni. Dramma a Trevignano nel pomeriggio, 33enne in bicicletta investito da un'auto nella frazione di Zapparè, il giovane gravissimo portato d'urgenza in ospedale. 4 milioni tagliati alla Marca per la manutenzione delle strade, lettera urgente delle province a Salvini, trovino i soldi, cantieri già aperti, Stefano Marcone, ente dimenticato, si torni all'elezione diretta. Mamme Arcobaleno, il caso diventa anche politico, interviene per la prima volta il presidente Luca Zaia, le sentenze si applicano, dice, sembra rivolgersi a quei sindaci leghisti che si oppongono alla decisione. Ancora furti nel Vitoriese, a Serravalle, raid in bar e negozi, i ladri hanno rubato anche le brioche, i commercianti chiedono più videosorveglianza. 100.000 persone a Treviso per la partenza della 14ª tappa del Giro d'Italia, i campioni lungo le strade della Marca, incoronata dalla leggenda Francesco Moser. Questa è la provincia più ciclistica d'Italia. Inaugurazione a Conegliano dei pennoni e delle sculture ai piedi della gradinata degli Alpini, uno degli eventi di avvicinamento al raduno triveneto di metà giugno. Dopo 72 km di marcia, quasi tutti di notte, con temperatura anche sotto i 10 gradi, 5 amici sono arrivati in cima a Grappa a portare una preghiera per la pace. Domani a Vittorio Veneto la cerimonia di investitura e insediamento del nuovo vescovo Monsignore Riccardo Battocchio, un evento che Antenna 3 seguirà in diretta dalle 16. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. C'è forse un regolamento di conti alla base della violenta aggressione avvenuta all'esterno di una scuola superiore di Castelfranco Veneto, l'istituto Nightingale in Via Verdi, ferita gravemente una quindicenne che adesso non vuole rientrare in classe, denunciata la presunta baby bulla, si tratta di una 14enne, ferma la condanna del sindaco che nelle scorse ore ha incontrato la preside dell'istituto. Nell'area insomma si respirava che qualcosa potesse succedere, naturalmente non ci abbiamo dato importanza, ma la ragazza, l'aggressore in questione è una ragazza che si scalda molto velocemente e quindi era probabile insomma di questa rissa fuori scuola. Assume i contorni del regolamento di conti l'aggressione ai danni di una quindicenne avvenuta all'esterno dell'istituto Nightingale di Castelfranco in Via Verdi davanti agli occhi di decine di studenti all'uscita di scuola. Autrice della violenza una ragazza di 14 anni che avrebbe tirato per i capelli e poi colpito la compagna di classe con calci e pugni. Chi era presente riferisce di attimi concitatissimi con la vittima letteralmente sovrastata dalla forza e dall'impeto della baby bulla. La quindicenne, questo secondo il racconto di alcuni studenti, sarebbe finita nel mirino della coetanea di pochi mesi più piccola per delle frasi ritenute lesive del suo onore e di quello della sua famiglia. Al momento ipotesi su cui stanno lavorando gli stessi carabinieri coordinati dalla Procura dei minori. La madre della vittima ha infatti sporto denuncia per lesioni. Il referto del pronto soccorso parla di ben 30 giorni di prognosi. Seria la contusione al polso. Acquisito un video postato nell'immediatezza sui social, va appurata anche la presenza di giovani che forse non erano lì per caso. C'erano ragazzi per lo più stranieri lì intorno a lei a mo' di cerchio per vedere quello che stava accadendo, incitandola al menarsi insomma e guardando la scena senza intervenire. Ma ragazzi del Nightingale o accorsi anche da altri? Ragazzi di altri istituti, non solo del Nightingale, anzi soprattutto di altri istituti. Quindi probabilmente c'era davvero un appuntamento. Esattamente. Era qualcosa che già si sapeva, già loro sapevano, infatti sono venuti qua davanti proprio per vedere la scena e la rissa. Le aveva dato appuntamento al palazzetto, riferiscono alcune ragazze, facendo intendere anche loro che la storia si trascinava almeno da qualche giorno. Resta il fatto che la vittima non se la sentirebbe di rientrare in classe perché è ancora scossa e ricoperta di graffi. So che la ragazza è stata male, adesso è a casa e basta, solo questo. Mi dispiace molto, perché la scuola è un ambiente in cui i ragazzi crescono, non solo fisicamente, ma anche moralmente, civilmente. Ce ne sono alcuni che hanno difficoltà in questo. Secondo me questo è un caso isolato. Io in tanti anni che lavoro in questa scuola non avevo mai sentito una cosa del genere. Mai vista una cosa del genere, quindi secondo me è un caso isolato che va considerato come tale, basta. Lo stesso sindaco Stefano Marcone in mattinata ha voluto incontrare la preside.
che è un atto da condannare con fermezza. Non bisogna e non si possono tollerare baruffe, chiamiamole così, fra ragazzi minorenni. Dell'episodio alcuni docenti hanno parlato anche in classe, gli stessi studenti dell'ultimo anno maggiorenni sono i primi a esserne stupiti. Io sono in questa scuola dall'anno scorso e sinceramente non avevo mai sentito altri tipi di aggressione. In questa scuola non è per nulla comune e non è neanche... certo, si rimane stupiti davanti a certe cose. Strade della Marca Trevigiana, grave incidente nel pomeriggio nella frazione di Zapparè, siamo in comune di Trevignano, con una 33enne del posto portato in codice rosso all'ospedale Cafoncello di Treviso. Il giovane uomo era in sella alla sua bici quando è stato travolto da un'auto in via Campi Longhi. Immediatamente sul posto, lo ripeto, a Trevignano, nella frazione di Zapparè, sono intervenuti i sanitari del SUEM 118, si è elevato in volo anche l'elicottero. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri. Quello che è certo è che l'uomo è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto. Sempre nel pomeriggio scontro tra auto e moto in via Chisini a Pieve di Soligo. Il Centauro, che ha riportato ferite di media gravità, è stato portato all'ospedale di Conegliano. Grave incidente anche nella tarda serata di ieri a Onigo di Pederobba. Intorno alle 22:40 un 22enne originario di Altivole è uscito di strada con la sua moto riportando ferite gravi. Il soccorso da parte dei sanitari del SUEM 118 ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso partito da Treviso, che ha trasportato il giovane all'ospedale Cafoncello, dove si trova tuttora ricoverato. Al momento non sono certe le dinamiche del sinistro, pare si tratti di una fuoriuscita autonoma. Sempre per la cronaca, nel Vittoriese ancora furti, a Serravalle raid in bar e negozi. I ladri hanno rubato anche le brioche, pensate. I commercianti chiedono a questo punto più telecamere. Ciambelle, muffin, waffle. Ad accogliere i clienti all'entrata del caffè San Marco queste mattine un pannello di legno scritto dalle titolari del bar, che venerdì mattina hanno trovato l'amara, è il caso di dire, sorpresa. Pochi spiccioli rubati, il fondo cassa, ma a destare stupore la mancanza delle brioche pronte per i clienti. I danni che ha lasciato la porta, il danno maggiore è quello, perché poi il fondo cassa era una cinquantina di euro e le ciambelle insomma 1,30 € l'una, quindi è la porta. Un furto messo a segno nel centro storico di Serravalle a Vittorio Veneto, dopo gli ultimi compiuti poco distante nel quadrilatero a 2 passi dal municipio, all'Enoteca Peccato Divino e al Bar Jolly. I banditi sembrano sempre gli stessi degli altri colpi, individuati dai carabinieri negli scorsi giorni ma fuggiti oltre la stazione dei treni. Non solo il caffè San Marco, i ladri si sarebbero spostati in via Martiri della Libertà per proseguire il raid. Colpito anche il primo negozio sotto il porticato, dove i proprietari si sono ritrovati la maniglia smontata, colpo andato male anche al Ventennale, dove con un piede di porco hanno tentato invano di forzare la porta d'ingresso. Da lì sono andati verso il caffè Commercio. Incastrato nella serratura della porta c'era ancora un piede di porco con dei guanti buttati a terra. Le telecamere dopo hanno visto che questo improvvisato non è riuscito ad aprire ed è scappato, insomma. Quanti danni? Danni quantificati ora non lo sappiamo, però stiamo cercando di capire anche con l'assicurazione come poter fare. Non la prima volta per il caffè Commercio, il secondo colpo in pochi mesi, e se i titolari chiedono più videosorveglianza, di cui il centro di Serravalle è pressoché sprovvisto, c'è chi invece crede che non sia la soluzione migliore per arginare il problema. Io penso che la videosorveglianza serve per capire chi passa, però alla fine se li prendono poi legalmente non possono fargli niente. Serve fin là. Poco fa vi abbiamo dato conto dell'ennesima scia di incidenti sulle strade della Marca Trevigiana, sicurezza stradale sempre in primo piano, così come il tema delle manutenzioni stradali, manutenzioni sulle quali si è abbattuta la scure del governo. Pensate, ben a 4 milioni di euro di tagli, e questo su 6 milioni da parte del Ministero delle Infrastrutture, tagli che sono stati operati sul bilancio della Sant'Artemio, sul bilancio quindi dell'ente provincia. Matteo Salvini, titolare del Ministero alle Infrastrutture, rassicura i presidenti di provincia, compreso il presidente della provincia di Treviso, ma il tema è ancora aperto, l'urgenza resta, tanti i cantieri aperti e che al momento sono sprovvisti di risorse.
Nel pubblico funziona che prima si hanno i soldi e poi si fanno le cose. Qui avevamo i soldi, abbiamo avviato tutto l'iter burocratico per fare i lavori e ci si trova a non avere più i soldi e il problema diventa doppio. Quindi insomma non ci sono alternative, il governo deve trovare questi soldi da qualche parte. Bisogna che in qualche modo queste risorse vengano ripristinate. Vietato temporeggiare, i cantieri sono già aperti e la sicurezza stradale resta una priorità nella Marca come altrove. Stefano Marcon suona così nuovamente la sveglia al governo nei giorni in cui si certificano tagli monster. Una lettera è già stata inviata da parte dell'Unione Province, di cui Marcon è vicepresidente nazionale, a Roma. Solo per Treviso parliamo di circa 4 milioni di euro su 6 a disposizione per le manutenzioni sulle arterie provinciali, e questo su di un intero biennio. 2 milioni e poco più nel 25 e 2 milioni e poco più nel 26. Sullo sfondo le parole del vice premier Salvini, che ha escluso l'impiego delle risorse tolte alle province per la realizzazione del ponte sullo Stretto, sospetto che aveva creato il caso politico anche in Veneto. I soldi saranno comunque impiegati su Terzo Valico, Genova città, maggiori costi in generale di opere strategiche. Sempre Salvini ha rassicurato le province, tante a guida leghista, su una soluzione ad hoc e a stretto giro, ma la questione non è più solo finanziaria. Lei si sente di rivolgere un appello diretto al ministro Salvini? Non lo faccio a lui solo, lo faccio a tutte le forze del governo. Queste cose capitano perché le province hanno perso di riconoscibilità a livello nazionale. Capita quotidianamente di sentirci dire ma chi è lei con la fascia blu, e quando dici che rappresenti la provincia, ben che vada ti dicono ma esistono ancora le province. Da quando sono diventate enti di secondo livello poi queste cose capitano e bisogna andare a metterci mani. Quindi la prima cosa essenziale da fare è tornare a dare piena dignità alle province, che passa attraverso una sua elezione diretta al pari di comuni e regioni, sottolinea Marcon. Quindi pienamente rappresentative dei cittadini. Un'altra questione politica aperta, quella delle mamme arcobaleno. Interviene per la prima volta dopo la pronuncia della consulta il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Le sentenze si applicano, dice il governatore, a margine del Giro d'Italia, che sembra rivolgersi a quei sindaci, in particolare leghisti, intenzionati a non trascrivere gli atti di nascita. Le sentenze dei tribunali vengono prese anche se non si condividono, ma vanno rispettate. Dopodiché se vi sarà un provvedimento legislativo a livello parlamentare è un'altra cosa. In questa fase ovviamente siamo davanti a una sentenza. I sindaci come dovrebbero comportarsi? I sindaci immagino che debbano applicare le sentenze, visto e considerato che siamo in un paese del diritto. Che poi magari non si condividano lo posso capire, ma in questa fase siamo in una fase nella quale c'è una sentenza. Più che una riflessione, sembra una constatazione quella di Luca Zaia, a pochi giorni dalla sentenza della Corte Costituzionale con cui si riconosce il diritto per le coppie composte da due donne di iscrivere entrambe le mamme, biologica e intenzionale, nell'atto di nascita del figlio nato con fecondazione eterologa, e questo ovviamente nei paesi in cui la pratica è legale. Tema politicamente scivoloso, soprattutto nel centrodestra, con alcuni sindaci che hanno già annunciato l'intenzione di voler disapplicare il disposto o quantomeno di delegare il passaggio su tutti il primo cittadino leghista di Noventa Padovana, Marcello Bano. Il fatto stesso che un sindaco dice mi farò sostituire vuol dire che ci sarà qualcun altro che farà questa azione. Potrebbe aprirsi anche un tema di obiezione di coscienza a questo punto, ma non glielo so dire, leggo anch'io queste dichiarazioni. Mentre il sindaco di Treviso e presidente ANCI Mario Conte chiede un chiarimento urgente al Parlamento con un atto normativo, l'ortodossia salviniana è rappresentata da Alberto Stefani. Noi riconosciamo la famiglia come composta da una mamma e un papà, il soggetto da tutelare è il bambino, noi riconosciamo che un bambino ha bisogno di un padre e di una madre. Questa è la nostra posizione e rimarrà la nostra posizione. Clima politico che in questi giorni è segnato anche dal dibattito sui referendum. A Treviso, a margine dell'avvio di tappa, confronto acceso tra un gruppo di militanti PD e Zaia, contestato per aver invitato all'astensionismo. Lo stesso avete fatto voi quella volta del referendum dell'autonomia, le parole di Zaia, un botta e risposta che si è tinto di rosa. Come fa il presidente di regione a dire di non andare a votare? Almeno invitare a votare. Ma non mi hanno insegnato a votare. Siamo di sinistra. Non se lo spiego, perché voi siete quelli che hanno detto ai veneti di non andare a votare per il referendum dell'autonomia. Ma non è vero! Io sono andata a votare.
Tutte questioni politiche cui si aggiungono anche le amministrative. Domani si vota in 9 comuni veneti, oltre 56.000 cittadini alle urne, c'è solo un comune trevigiano, Borso del Grappa. 30 liste, 25 candidati sindaco, 9 comuni, oltre 56.000 i veneti chiamati ad esprimere la propria preferenza per eleggere il nuovo loro primo cittadino. Sono questi i numeri delle elezioni amministrative 2025. Si tratta dei comuni commissariati caduti per diversi motivi e che vanno alle votazioni prima del 2026, quando si voterà invece dopo lo slittamento voluto dal governo. Il comune più popoloso, con oltre 15.000 abitanti, è Santa Maria di Sala nel Veneziano, dove si esprimerà una preferenza per il nuovo sindaco anche a Eraclea. Solo un comune alle urne nel trevigiano, Borso del Grappa, 2 nel bellunese, Sospirolo e San Nicolò di Comelico. A Padova si voterà ad Ospedaletto Euganeo e nel Rodigino a Porto Viro. A Verona seggi aperti a Bevilacqua e Castagnaro. Si voterà domenica 25 e lunedì 26 maggio. Seggi aperti la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. Il giorno dell'arrivo del Giro d'Italia nella Marca sono stati attimi di paura poco prima del passaggio della carovana nella frazione di Rustignè. Un camion ha attraversato il percorso di gara lungo la Postumia in direzione Colfrancui, schivando un vigile intento nel lavoro di direzione del traffico stradale proprio in vista del passaggio del Giro. Le indagini sono in corso per identificare il responsabile. Possiamo parlare veramente di una tragedia sfiorata. Per il resto, fortunatamente, è stata una grande festa, quella del Giro d'Italia, con presenze record in città e non solo. 100.000 persone hanno salutato la partenza della 14ª tappa dal capoluogo della Marca. La carovana ha poi attraversato diversi comuni del Trevigiano prima dell'arrivo a Nova Gorica con la vittoria di Kasper Asgreen. La maglia rosa resta sulle spalle di Isaac Del Toro. Del paese più bello del mondo. In un piazzale Burchellati gremito di tifosi, appassionati di ciclismo e tante famiglie, Treviso ha salutato la partenza della 14ª tappa del Giro d'Italia, 195 km fino a Nova Gorica. Una giornata iniziata prestissimo, quando le prime persone hanno raggiunto il centro del capoluogo per vivere ogni momento della festa rosa, e l'accoglienza riservata alla carovana del Giro non ha disatteso le previsioni della vigilia. Nel DNA dei veneti, dei trevigiani, c'è il ciclismo, per la tradizione sportiva, anche imprenditoriale di questo territorio. Alla partenza anche l'ex grande del ciclismo italiano Francesco Moser, che ha ricordato una tappa del passato arrivata proprio nel capoluogo della Marca. Io ero arrivato qua con la penultima tappa del Giro che ho vinto, che facevamo la volata qua lungo le mura e che ho preso anche qualche secondo di abbuono, che poi mi ha aiutato a vincere il Giro il giorno dopo a Verona. Qui a Treviso diciamo che è la provincia più ciclistica d'Italia. Migliaia di persone lungo il percorso che dopo la partenza ha attraversato il centro città. La corsa rosa è poi proseguita verso Breda, Maserata, Boccacallalta, Ponte di Piave, Oderzo, Gorgolo Monticano e Motta di Livenza, per poi sconfinare nel Veneziano. Domani si replica nel tappone Fiume-Asiago. Il Veneto, con le sue 4 tappe, e la Marca si riconfermano così terre di ciclismo. La Marca è la provincia più ciclistica d'Italia, questo è il dato concreto per numero di praticanti e per tutto quello che poi ne è l'indotto. La Regione Veneto ha questa qualità di mettere insieme le bellezze architettoniche, paesaggistiche, quelle che sono le sue peculiarità. Oggi questa corsa verrà vista non solo in Italia ma in 197 paesi al mondo collegati. Ecco, credo che sia un bell'immagine non solo per l'agonismo dei nostri corridori ma anche per quelle che le immagini faranno vedere del nostro bel paese. Il Giro d'Italia diventa dunque anche una vetrina turistica ed economica per il territorio veneto. Noi come agenzia del commercio estero aiutiamo il Giro d'Italia perché fa parte comunque di quella diplomazia della crescita che aiuta quel
con lo sviluppo e la promozione del Made in Italy all'estero. E vista l'accoglienza riservata alla carovana rosa, si pensa già al Giro 2026. Vedendo questo pubblico immenso qui alla partenza del Giro d'Italia, come faccio a dire che non c'è Giro senza Veneto? È chiaramente entusiasmante. Il 9 luglio sarà dura dire di no. Lo sai bene. 4 tappe anche il prossimo anno. Mentre il sindaco Conte non nasconde di avere grandi progetti per il ciclismo targato marca trevigiana. Adesso ci godiamo questa partenza e poi cominciamo a sognare anche per il futuro, perché insomma con Fausto Pinarello e la Cicli Pinarello non ci poniamo mai limiti e credo che Treviso abbia delle potenzialità enormi. E c'è da registrare la presenza record di tante famiglie. Per Treviso penso sia una grande occasione che la carovana del Giro sia qui. Bella soddisfazione per noi appassionati. Sono tantissimi gli appassionati delle 2 ruote arrivati a Treviso in sella alle proprie bici per la 14ª tappa del Giro d'Italia. E da dove arriva? Arrivo da Spinea e come un vero sportivo sono partito questa mattina in bicicletta da Spinea e sono venuto qui a Treviso. Che è uno sport senza stadio. Lo stadio del ciclismo è strade, cielo e montagne. Il ciclismo unisce, il ciclismo non ha violenza nel tifo, il ciclismo è fratellanza e amicizia. Lei da dove arriva? Da Mestre. È un abitué del Giro? No, sinceramente no, è la prima volta che vengo qui ed è molto emozionante. Poi è uno sport che coinvolge tutte le persone senza violenza, senza niente. E poi ci sono le famiglie, numerosissime in piazzale Burchiellati, genitori e figli, come questa mamma che insieme al marito ha portato la sua piccola, 1 anno appena compiuto, a vivere la festa rosa. È il primo giro di sua figlia? Sì, è il primo giro e tramandiamo, le nostre passioni anche a lei. E d'altronde, raccontano tanti tifosi, il ciclismo è una passione che ci si porta sin da piccoli per tutta la vita. Ero piccolo, il nonno mi portava a vederlo, quindi negli anni ho sempre poi visto il Giro d'Italia perché ce l'ho nel cuore. Noi lo seguiamo da anni, ho una famiglia di ciclisti, vado via in bici, lavoro in un negozio di roba per biciclette. Poi c'è anche chi al Giro d'Italia festeggia l'addio al nubilato a pochi giorni dal matrimonio. L'addio al nubilato al Giro d'Italia? Sì, oggi siamo qua. Una bella sorpresa delle tue amiche, immagino. Sì, insieme a tutti voi. Qua e là tra la folla dettagli rosa, magliette, cappellini o semplici orecchini indossati da chi ha voluto sentirsi ancora più parte di una festa che abbraccia tutto il mondo, come testimoniano questi tifosi colombiani e messicani, quest'ultimi arrivati per tifare la maglia rosa Isaac del Toro. Isaac del Toro, bravo, arriva! È una bella festa! Bellissima questa festa del Giro d'Italia! Entusiasmo, emozioni sportive ma anche messaggi politici alla partenza da Treviso, tante le bandiere della Palestina presenti come quella sventolata ieri al passaggio dei ciclisti a Lonigo dall'europarlamentare Guarda, poi identificata dai carabinieri. Questo il suo racconto. Bandiera della Palestina. Ok. È possibile avere un vostro documento gentilmente? Non vedo perché... Le vostre generalità. Per quale motivo? Un semplice controllo di polizia, signora. Per quale motivo? Semplice controllo. Sono nel mio terreno, sto esprimendo liberalmente il mio pensiero, non credo che ci sia necessità. Non c'è nessun problema. Sono anche membro del Parlamento europeo, per cui informarmi del fatto che sono ben cosciente del fatto che non credo che ci sia necessità di andare a verificare le generalità di una persona che liberamente esprime. Noi facciamo il nostro lavoro. Con un video sui social, l'europarlamentare Cristina Guarda ha raccontato quanto accaduto durante il passaggio del Giro d'Italia a Lonigo nella tappa Rovigo-Vicenza. Era appena passato proprio qui il Giro d'Italia e sono stata identificata dalle forze dell'ordine mentre avevo appena finito di sbandierare la mia bandiera della Palestina e l'avevo fatto sul terreno della mia famiglia, tra l'altro. Bandiere della Palestina che sono tornate a sventolare anche a Treviso alla partenza della 14ª tappa del Giro, schierate ai 2 lati del viale che ha accompagnato i ciclisti nei primi metri di tappa. È arrivato il tempo di mobilitarci come comunità internazionale, tutti i paesi occidentali stanno intervenendo, è arrivato il momento
momento di intervenire anche noi come italiani. Non a caso siamo qui oggi con il Comitato contro la guerra, con le associazioni, le organizzazioni del nostro territorio, i partiti, proprio perché vogliamo sensibilizzare. Oggi abbiamo fatto un'azione che innanzitutto dice a chi guarda il Giro d'Italia non possiamo più stare silenti. Dobbiamo tornare a parlare di uguaglianza, tornare a parlare di buon senso, tornare a parlare di due stati, due popoli e due culture che hanno entrambe il diritto di esistere. E hanno voluto lanciare un messaggio per la pace anche i 5 amici partiti ieri sera dalla Basilica della Santo a Padova e arrivati in cima Grappa. Questa è la loro impresa. 5, 4, 3, 2, 1. Via. Ciao! Ciao! Emanuele Luccone, Luca Xamin di San Zenone degli Ezzelini, Stefano Venerandi Treviso, Denis Alessi di Onara e Amedeo Zurlo di Cittadella hanno raggiunto il loro obiettivo, portare una preghiera per la pace dalla Basilica di Sant'Antonio al Sacello di Cima Grappa. Lungo il percorso del Moson dei Sassi hanno fatto una prima tappa per ristoro a Campo d'Arsego col supporto di un gruppo di amici. Sono fondamentali per questa impresa perché senza di loro saremmo già fermi. Sì, fermi. Siamo fermi, infatti. Abbiamo tutta l'assistenza, tutto bere, eccetera. Siamo a Castello di Godego. Stiamo quasi arrivando. Abbiamo fatto circa 38-39 km fino adesso. Siamo a San Zenone e adesso arriva la parte dura. Signore, guarda, ecco qua, guardate che ristoro. Gli allenamenti fatti nelle scorse settimane sulle pendici del Grappa li hanno aiutati ad affrontare la salita. 68 km siamo qua ed è duretta. Si iniziano a sentire la stanchezza. Sì, i 60 passa chilometri. Sì. Però non sembra neanche vero di essere partiti dal centro di Padova, dalla Basilica e poi il Prato della Valle. E adesso siamo qua in Grappa. Ed eccoci arrivati in cima a Grappa. Qua le condizioni meteo sono molto strane, vedete c'è un nebbione. Siamo arrivati ufficialmente e tra poco andremo a depositare la preghiera. Alla Madonna del Grappa e l'intercessione di Sant'Antonio è affidata la preghiera per la cessazione di tutte le guerre, anche quelle interiori che ciascuno porta nel cuore. Pronti a portarvi a Conegliano per l'adunata triveneta degli Alpini e ancora Vittorio Veneto domani all'insediamento del nuovo vescovo. Tutto questo dopo la pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Conegliano che si sta preparando gradualmente all'adunata triveneta degli Alpini. Lo scoprimento dei basamenti scultorei e l'alzabandiera sui nuovi pennoni sono stati i due momenti più importanti dell'inaugurazione della rinnovata gradinata degli Alpini di Conegliano, benedetta da Don Roberto Bischer, parroco del Duomo, ringraziato così dal sindaco Fabio Chies. Grazie perché il tuo intervento non è formale ma è sostanziale. Quando si parla della millenaria civiltà cristiana noi ci crediamo fino in fondo. Gli alpini credono in questi valori, nella nostra tradizione. Valori alpini da oggi ricordati ai piedi della scalinata, dai basamenti che raccontano le vette delle Dolomiti e le gallerie delle Agazzuoi, essenza delle penne nere stilizzate nelle lastre di metallo dove campeggia questa iscrizione. Sui gradini della storia, nei sentieri della vita, camminando con gli alpini. Perché avete voluto fortemente questa scritta? Ma abbiamo voluto questa scritta perché è un ricordo tangibile di chi ha lavorato prima di noi, per i nostri vecchi, per i nostri reduci, e
ci sembrava la frase più giusta da mettere su questa stele davanti a un pennone dove c'è la bandiera italiana. Un intervento durato poco più di un anno, tra progettazione, messa in opera delle sculture e di 2 pennoni alti 23 metri e calcolati per reggere il movimento di bandiere della dimensione massima di 54 metri quadrati. Un intervento da oltre 100.000 euro sostenuto dal credito cooperativo del territorio. Perché rappresenta in maniera importante quello che è il contributo che gli alpini hanno dato in tutti questi anni alla comunità, rappresenta anche lo spirito alpino, rappresenta quel senso di solidarietà che parte da un grande sacrificio, quello degli alpini durante la guerra. E non a caso l'inaugurazione coincide con i 110 anni della Grande Guerra, da quel 24 maggio del 1915, quando gli italiani passarono il Piave verso le terre che il Risorgimento non aveva ancora unito all'Italia. Per non dimenticare chi è venuto prima di noi, chi ha combattuto prima di noi, i nostri vecchi, i nostri reduci, che ci hanno dato una grande cosa, la libertà e la pace. E proprio per loro le note finali dell'inaugurazione non potevano che essere queste. Intanto Vittorio Veneto si prepara per l'insediamento del nuovo vescovo, cerimonia che domani Antenna 3 vi trasmetterà in diretta a partire dalle 16. Benvenuto a Riccardo Battocchio, nuovo vescovo di Vittorio Veneto, padre e fratello, lo attendiamo proprio così. Titola così la sua prima pagina il giornale diocesano per l'ordinazione episcopale di Monsignor Riccardo Battocchio, nuovo vescovo di Vittorio Veneto. A presiedere il rito, nella cattedrale di Ceneda già preparata per la funzione, il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, il cardinale Beniamino Stella e il vescovo di Padova Claudio Cipolla, oltre a numerosi vescovi cattolici da tutta Italia e uno ortodosso. Tra i momenti solenni quello della lettura della bolla di investitura. La bolla papale che è firmata da Papa Francesco, poi ci sarà il momento in cui egli verrà affidato all'intercessione dei santi, si sdraierà per terra, un momento molto forte, molto significativo questo, che esprime l'affidamento totale di Monsignor Battocchio alla preghiera e all'intercessione dei santi. E poi ci sarà la preghiera di consacrazione, i vescovi presenti, sono una trentina, imporranno le mani sulla testa di Monsignor Battocchio e sarà recitata una importante preghiera. Poi la consegna del Vangelo e di alcuni segni rappresentativi del ministero episcopale come la mitria, il pastorale e l'anello episcopale. Un rito eccezionale per la contemporaneità tra ordinazione e investitura, che Antenna 3 seguirà in diretta per dare la possibilità ai tanti che non riusciranno ad accedere alla cattedrale di San Tiziano di poter partecipare a questa celebrazione, che entrerà a far parte della storia diocesana come l'ordinazione nel dicembre del 1958 di Monsignor Albino Luciani, divenuto poi Papa Giovanni Paolo I, o il passaggio nel giugno di 40 anni fa di Papa Wojtyła. È un grande evento per la nostra diocesi, senz'altro. Siamo stati orfani del vescovo da alcuni mesi, quando Monsignor Pizziolo ha deciso al termine dei 75 anni di andare in Brasile, e siamo stati orfani anche del pontefice. Adesso è arrivato Papa Leone, ma con la venuta del nuovo vescovo ci sentiamo più sicuri, con anche il nostro pastore che ci accompagna. E noi adesso andiamo a Belluno. Nel bellunese, nel Feltrino in particolare, strette in corso sull'uso, l'abuso di alcol da parte dei più giovani, l'operazione da parte dei carabinieri della compagnia di Feltre. Stretta di vita al consumo di alcol da parte di minori. I carabinieri della compagnia di Feltre hanno portato a termine una serie di servizi di controllo con particolare attenzione all'età di chi ne faceva consumo. Durante una specifica attività, i militari della stazione di Santa Giustina hanno poi accertato che un esercizio pubblico aveva venduto alcolici a minorenni con conseguenti chiusure per 3 giorni del locale stesso.
nel corso di un ulteriore servizio che ha visto impiegati oltre 30 unità dell'Arma e pattugli di tutte le stazioni della compagnia di Feltre. Sono stati controllati 20 locali pubblici, noti per essere frequentati da giovanissimi. In 2 sono state riscontrate varie irregolarità, sanzionate per un importo complessivo pari a 8.000 euro. Tra le persone trovate all'interno dei bar, intorno alle 23, ma senza consumare alcolici, anche un ragazzo di soli 12 anni che stava con altri minorenni. I temi della viabilità, il taglio di trasferimenti statali costa oltre 6 milioni di euro alla provincia di Belluno, che dalla legge del Rio in avanti ha perso più di 130 milioni di euro per le sue strade. La sicurezza sulle strade è messa a dura prova, scrive in una nota il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrina, lanciando l'allarme insieme all'Unione delle Province d'Italia, che ha dovuto prendere atto di un taglio del 70% alle risorse destinate alle strade di competenza provinciale. In particolare per il 2025 e 2026 alla provincia di Belluno erano stati assegnati 3 milioni e 200 mila euro, ma il taglio disposto vale per oltre 2 milioni e 300 mila euro, per cui alla fine arriveranno soltanto 968 mila euro da spalmare su 2 annualità. Una partita questa che è in corso, come sapete proprio in queste ore c'è un braccio di ferro tra Unione delle Province Italiane e Ministero delle Infrastrutture, in particolare proprio per ripristinare questi fondi. E parliamo adesso di un altro tema molto significativo, anzi cruciale, strategico per la montagna, lo spopolamento. Quale rapporto tra comunità europea e montagna? È una domanda a cui ha cercato di dare una risposta la fondazione intitolata proprio a questi due concetti e alla memoria di Arnaldo Coleselli, primo e unico europarlamentare nella storia della provincia di Belluno. È una realtà che è emersa soprattutto in seguito alla risoluzione che mio padre volle proporre nella prima legislatura del Parlamento europeo nell'83, in cui si prevedevano degli approfondimenti, dell'attenzione particolare nei confronti delle aree montane e in particolare dell'area dolomitica. La montagna nell'Unione Europea, Unione Europea che fa poco, fa tanto o fa niente per la montagna? Ma è difficile dare un giudizio così sintetico, deve fare di più. Io risponderei in modo altrettanto sintetico dicendo deve fare di più. Adesso comincia il dibattito sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2029-2034 e all'interno di questo quadro pluriennale serve sicuramente un'agenda montagna abbastanza nutrita. Quanto fatto dal 1979 ad oggi, grazie alla Fondazione, è ora raccolto nelle 130 pagine di un volumetto che contiene proposte, materiali e contributi sviluppati in questi 45 anni. Alla risoluzione di mio padre ne seguirono anche altre che riguardano appunto questo tipo di argomento. Atti concreti ci sono stati? Beh, tutta una serie di interventi per quanto riguarda la valorizzazione delle aree montane e soprattutto interventi che riguardano la possibilità di limitare lo spopolamento delle aree montane stesse. Collaterale al tema dello spopolamento, quello dei giovani, delle nuove generazioni di giovani e montagna, si è parlato a Feltre. Educare il futuro, perché l'adulto di domani è responsabilità dell'adulto di oggi. È questo pensiero che ha animato il lungo percorso di Porta Aperta, che ha visto il coinvolgimento di 50 enti tra istituzioni e associazioni, con il coinvolgimento di oltre 1000 persone. Abbiamo imparato, diciamo che abbiamo maturato una consapevolezza per andare avanti e con le idee chiare per come farle, ma ce ne sono ancora tantissime da fare. 2 anni sembrano tanti, ma in realtà sono un processo che ha messo un po' a rodaggio il come fare bene le cose, possibilmente tra più soggetti, sono stati tanti, quasi 50 insomma, che abbiamo raccolto e conosciuto nel cammino, quindi da qui andremo sicuramente ancora avanti. Coinvolte tante realtà, tanti ragazzi, a cominciare dai bambini dell'asilo, attivati 12 patti di comunità in provincia, uno in Trentino e poi un patto digitale. Insomma, tante opportunità per pensare oggi ai cittadini di domani. È un evento conclusivo di un percorso addirittura nato 5 anni fa, si è poi concretizzato in 2 anni
e bisogna assolutamente continuare, perché un patto di comunità non può essere uno spot, ma deve essere un trend che si arricchisce via via assolutamente. Da Belluno e Treviso non ho ulteriori aggiornamenti da darvi, è tutto anche per questa edizione, grazie per l'attenzione, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.